Buonasera a tutti, scusate ho armeggiato un po' e ho perso un pochino di tempo. Come andiamo? Vediamo se si collega qualcuno. Io sono qui che vi aspetto. Ehm, vediamo se ok, comincia a esserci qualcuno, vediamo se mi scrivete così vi saluto. Mentre aspettiamo appunto che ci raggiungano anche altre persone, ciao Tonia, buonasera. Vi ricordo che siamo sempre presente sui canali, sui gruppi Facebook. Ricordo quali sono i gruppi perché se vi iscriverete sarà un grande piacere sia per il Marietto Veneziano che per me accogliervi e coccolarvi nel modo in cui insomma abbiamo abituato i nostri partecipanti al gruppo. Ciao Manuela, ciao Maria Rosa, ciao Patrizia, grazie per essere qui. Allora, i canali, cioè i gruppi Facebook si chiamano Magia, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e i casi sacerdotali, perciò iscrivetevi, saremo ben contenti. C'è anche una novità in questa settimana: il Marietto Veneziano ha aperto un canale su YouTube dove anche lui spiegherà la radionica e tra l'altro la radionica e la radiestesia di cui è bravissimo. Sappiate che a parte alcune cosine che io avevo avuto modo di imparare anche da un altro insegnante, quasi tutto quello che so lo devo a lui e ai suoi insegnamenti. Dunque iscrivetevi e sosteniamolo che se lo merita. Vi ricordo anche che da poco abbiamo pubblicato sul Giardino dei Libri i 2 ebook Radionica e Spirito e Benessere Radionica, e dunque speriamo che possano raccogliere il vostro consenso e insomma, che vi possano soprattutto tornare utili. Intanto saluto gli ultimi aggiunti. Tiziana, ciao, Livio, Mary Maulu, Valeria. Ah, c'è anche il mondo della radiestesia, grazie. Il Marietto Veneziano, benissimo. Allora, Mirela, ecco, bene, sono molto contenta. Questa sera riprendo un argomento che ho trattato ultimamente, di recente. L'argomento che abbiamo visto nell'ultimo video delle donne sotto ricatto. Ho deciso di estendere l'argomento, è chiaro non vi farò mezz'ora di chiacchiera sulla cosa perché immagino che sappiate benissimo tutti la condizione che purtroppo il genere femminile vive, e so perfettamente che molti uomini hanno per fortuna un'altra percezione del femminile e del femminino sacro e sono molto contenta, sono sicura che fra quelli interessati a un percorso di crescita spirituale è difficile, ecco, trovare poi persone che non comprendano quanto sia importante la figura femminile. Con questo non voglio dire che la figura femminile sia più importante della figura maschile, voglio soltanto trasmettervi da un punto di vista cabalistico che maschile e femminile devono viaggiare di pari passo e devono sorreggersi l'un l'altro. Non è infatti una novità che all'interno di noi, sia che noi siamo di genere femminile o di genere maschile, esista la controparte e che grande fatica nella nostra vita stia nell'opera di portare equilibrio fra queste due parti di noi. E una volta portato un equilibrio, che poi è un equilibrio della personalità, si cerca di trasferire o comunque si proietta esternamente il nostro equilibrio e lo si vive nei rapporti interpersonali. L'insegnamento cabalistico è proprio
questo, cioè quello di rettificare la nostra personalità e portarla poi al servizio della collettività. Dobbiamo immaginarci infatti ehm, che la struttura del mondo in cui noi viviamo segue, dal momento che c'è sempre una somiglianza fra quello che è in alto e quello che è in basso, come ho spiegato anche in altri video, comunque ho imparato, non sono parole mie, magari avessi avuto la prima mondiale nel dire una cosa del genere, ma non sono stata io, ci sono state molte persone più in gamba di me e prima di me che hanno già spiegato queste cose. Però quello che voglio farvi capire è che il libro della natura è alla portata di tutti e tutti possiamo osservare come per il benessere della collettività, per il benessere e la prosecuzione della specie, tutta la natura collabora. Ma ancora più a fondo, se andiamo a guardare all'interno del nostro organismo, le cellule collaborano. Tutte le cellule fra di loro hanno un dialogo e collaborano. La cellula che diventa egoista, che comunque si ammala e che non lavora più per il bene della collettività, diventa cancerosa e questa cellula viene soppressa quando è possibile farlo dal sistema immunitario. Se non riesce a fare questa cosa, è chiaro che tutto l'organismo finisce con l'ammalarsi e pagare per questa per questo, diciamo così, alterazione dell'equilibrio che permetteva il sostentamento del sistema. Noi siamo grandi cellule in un certo senso e dunque tutto il sistema deve funzionare bene. Per funzionare bene ci deve essere un equilibrio non solo nei ruoli e nella condivisione, ma anche nell'accettare le controparti e nel creare collaborazione. Purtroppo il genere femminile è stato vessato a lungo, è stato visto inizialmente come la causa della caduta e da allora stigmatizzato molto, in modo anche molto feroce. In realtà quello che sfugge è che tutto il genere umano, da un punto di vista esoterico, è un femminino sacro, perché è un femminino che riceve le informazioni dall'alto. Dunque, eh, quello che farò stasera è una sessione di radiestesia interattiva, pertanto tutti coloro che guardano questa sera beneficeranno di un riequilibrio nei rapporti interpersonali. Spero in questo modo di contribuire al miglioramento non solo dei vostri rapporti di coppia, ma anche nella comprensione di quello che sono gli aspetti positivi del genere maschile e viceversa, dal punto di vista maschile, gli aspetti positivi del genere femminile. Cercare di aprire un dialogo, una collaborazione e risanare, perché purtroppo ne abbiamo bisogno, risanare tutte le ferite, ma anche tutto quello che sono energie, memorie, blocchi che vanno appunto a creare delle problematiche che poi purtroppo diventano storie di ordinaria follia che ci tocca sentire magari ai notiziari. Ehm, Dunque, è chiaro questo protocollo lo potrete usare in qualsiasi momento. Se ritenete che qualche vostra amica, o anche qualche coppia di amici che magari non sono proprio tanto in armonia, potrebbero, ehm, appunto ricevere dei benefici da questo trattamento, potete tranquillamente condividere il video, anzi io ne sarò tanto lieta e tanto contenta. Eccoci qua. Allora, il mio pendolino che tra l'altro vorrei che sapeste che si sta sverniciando. Eppure lo appoggio e quello che faccio è solo usarlo, ma si vede che in astrale chissà che cosa va a toccare e, e così mi ritrovo un pendolino mezzo sverniciato. Però non sono l'unica, so che c'è soprattutto Tonia che mi sta sentendo, sa qualcosa di cosa significa andare a toccare le cose che non vanno nell'astrale. Perciò io vi ringrazio intanto
Godetevi il viaggio, sicuramente farà del bene anche a voi, perché purtroppo sono molti che hanno avuto magari esperienze non proprio bellissime nei rapporti interpersonali o nei rapporti uomo-donna e purtroppo gli episodi di violenza sono più frequenti di quello che ci possiamo immaginare, non solo violenza, ma anche mobbing, stalking, ci sono tantissime purtroppo situazioni in cui la donna, essendo più debole, fatica a difendersi o comunque non è compresa nella bellezza e al di là del fattore estetico, nell'importanza del suo ruolo. È forse temuta o semplicemente ehm, è considerata alla stregua di un oggetto. Bene Maria Rosa, anche il tuo? Benvenuta nel club, si è sverniciato anche un altro pendolino. Allora, bene, allora cominciamo. Inizierò con l'antiorari perché prima si va a pulire. Allora, anche in questa situazione io chiedo l'intervento delle mie guide, del mio sé superiore, delle gerarchie, delle intelligenze divine al completo e anche dei dottori spirituali. È bene che si occupino di tutte le ferite che il femminino, ma anche il mascolino portano con sé e ci auguriamo che lo facciano dall'inizio della nostra creazione fino ad ora. Allora, bene, chiedo appunto al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri e alle schiere angeliche al completo di rimuovere tutte le energie e le vibrazioni negative che si sono accumulate dall'inizio della creazione di maschio e femmina, di uomo e donna, fino ad ora in tutte le persone che guarderanno questo video, dall'inizio della nostra creazione fino ad oggi. Grazie. Attenderemo che si fermi e quando si sarà fermato magari ci mette un'ora. Mi è successo di dover stare 10 minuti così, in alcune situazioni. Speriamo non sia il caso neanche stasera, però non mi stupirei perché stiamo chiedendo una cosa grande. Diciamo che quando perderà il moto orario e comincerà ad andare semplicemente, oscillando nelle 2 opposte direzioni, allora avrà terminato il suo compito. Okay, benissimo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri, alle schiere angeliche al completo e a tutti, ai dottori spirituali, di trasformare i blocchi, le energie negative, i pensieri negativi, le emozioni negative e tutti i fatti energetici di natura violenta e negativa
che si sono manifestati nella vita delle persone che assistono a questa pulizia dall'inizio della loro creazione fino ad oggi, e di trasformare tutte queste cose in vibrazioni di amore cosmico e di guarigione del femminino e del mascolino. Ci vuole un po'. Okay, adesso sta oscillando. Chiedo al mio sé superiore, ai miei maestri, alle mie guide spirituali, ai dottori spirituali e alle schiere della gerarchia angelica al completo di rimuovere larve, forme pensiero, schemi mentali, poltergeist, demoni e tutte le entità dell'astrale e del basso astrale che disturbano, creano conflitti, disarmonie, violenza, odio e tutti i fatti di natura negativa, disarmonia e quant'altro porta insomma difficoltà nei rapporti tra uomo e donna e appunto queste forme negative, di rimuovere tutte queste cose, di trattarle, risanarle e rinviarli tutti nei giusti piani di esistenza a cui appartengono. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri, alle schiere angeliche al completo e agli spiriti della comprensione, dell'amore, della compassione, della collaborazione, di trasformare tutte le cose che abbiamo rimosso prima all'interno del campo astrale, e nel campo mentale, e nel corpo fisico delle persone che stanno guardando questo video e che lo guarderanno anche in futuro, e di trasformare appunto tutte quelle cose che abbiamo rimosso in armonia, equilibrio fra maschile e femminile. Chiedo di portare
le vibrazioni dei loro rapporti, delle loro relazioni di coppia o interpersonali a un livello di vibrazione ottimale che corrisponda appunto alla collaborazione, alla comprensione reciproca, alla manifestazione della stima e del rispetto. Ehm, grazie. Sta rallentando, ci siamo quasi. Okay, adesso oscilla. Abbiamo fatto. Allora, l'ideale sarebbe ma mi sono dimenticata di dirlo all'inizio perché ero presa dal salutarvi e dal, introdurvi appunto le ultime novità e le ultime cose. L'ideale sarebbe che, per esempio con un circuito scusatemi, con un quadrante per la misurazione dei bovis, voi facciate una misurazione, per esempio, perché qualsiasi situazione ha una sua vibrazione specifica e dunque è possibile, per esempio, misurare i bovis di una relazione o di una data situazione. Sarebbe bello appunto misurarlo prima di vedere il video, dopo questo trattamento andare a verificare la vibrazione che risulta alla fine del trattamento. Ehm, Fermo restando che potete in ogni momento replicarlo anche voi e andare a correggere anche rapporti, per esempio madre-figlio o genitori-figli, personalizzarlo in base alla necessità. Io comunque farò in futuro altri protocolli perché c'è bisogno, un disperato bisogno di lavorare in tutti i settori, ehm, perché veramente se riusciamo a cambiare un pochino, anche quel piccolo contributo che possiamo dare per rendere la vita delle persone anche intorno a noi o che fanno parte della nostra comunità, e per me la mia comunità siete anche voi che mi seguite, e con cui ho degli scambi quasi giornalieri. Dunque, so quant'è importante, che le cose siano armoniose. Io non dico chissà, successi straordinari, ma già il poter collaborare, il potersi capire, questo è la base del messaggio di Abramo, quan il primo patriarca che cominciò col dire: "Amatevi gli uni gli altri". È da lì che poi discende il messaggio cristico del ama il prossimo tuo come te stesso, che è alla base degli insegnamenti anche cabalistici. Ma il prossimo chi è? Il prossimo sei anche tu te stesso. Dunque porta prima equilibrio lì, che fuori poi lo rimandi, è una proiezione e se sei in equilibrio dentro
puoi dare equilibrio in qualsiasi cosa fuori di te. Questa è una cosa importantissima. Ora io vi ringrazio, intanto abbiamo ancora qualche minutino. Sarebbe carino se qualcuno di voi mi dicesse, ovviamente qualcuno che ha seguito tutto la procedura, e mi possa dire che magari se ha percepito qualcosa, se ha sentito calore, formicolio, sono tutti in genere segnali appunto che si è ricevuto un trattamento di tipo energetico, e questo sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere. Ripeto, voi potete ripetere moltissimo, bene, sono contenta, allora rilassata, Stefi, grazie, calore, grazie, bene, sono contenta. Abbiamo chiesto un intervento molto grande, abbiamo chiesto appunto anche la guarigione del maschile e del femminile e l'armonizzazione. Io spero appunto di aver dato un contributo in questo. Io non ho usato un circuito, anche se oggi il Marietto Veneziano nel suo canale ne ha messo uno per unire due persone, di cui tra l'altro io ho parlato anche in passato in uno dei miei video. Dunque potrete per esempio usare quel circuito che lui ha messo oggi e che trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, che è quello per unire due persone. Sappiate che non necessariamente devono essere i componenti di una coppia, ma possono essere due persone partner lavorativi, genitori figli. Tutte le persone che volete armonizzare e unire passeranno attraverso l'energia del fiore della vita e troveranno appunto un'armonizzazione. Sarebbe bello che voi vi stampaste questo circuito, metteste per esempio i testimoni all'interno del circuito e un mese, ora vi spiego perché, mettendo i testimoni nel circuito e poi facendo questo protocollo. Sarebbe molto molto carino e sicuramente darebbe una spinta in più. Perché un mese? Allora, dovete sapere che a livello occulto, il corpo eterico e il corpo astrale si saturano nell'arco di un mese e appunto esponendo il testimone alle vibrazioni e alle emanazioni delle onde di forma del circuito, ehm, verrà proprio caricato il corpo astrale, il corpo eterico. Dunque alla lunga si saturano. Quant'è questa lunga? Di media un mese. È chiaro che poi esistono dei casi di persone che si saturano prima e altre che si saturano, ci metterà più tempo, però questo è misurabile comunque preventivamente chiedendo al pendolino quanto tempo devo esporre il testimone all'interno di questo circuito. In questo modo mettiamo in collaborazione un'altra forma di maschile e di femminile, perché la radiestesia sta al femminile come la radionica al maschile. Dunque, unendo un circuito con il trattamento il trattamento radiestesico che abbiamo fatto stasera, rafforzeremo non solo il messaggio del circuito, ma anche appunto il messaggio dell'unione, della sinergia fra maschile e femminile. Pertanto vi consiglio, vi suggerisco di provare, magari di provarlo anche mentre rivedete il video, che comunque resterà nel canale a disposizione non solo di voi che lo avete già seguito in diretta, ma di tutti coloro che dovessero unirsi in un secondo tempo e vederlo, perché anche loro appunto beneficeranno del trattamento. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me qui questa sera. Vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. Noi ci rivedremo sempre in diretta martedì prossimo, che manterrei come giorno di appuntamento settimanale, anche perché è una serata che generalmente non ha chissà che impegni, a meno che qualcuno appunto non abbia
degli impegni particolari in un giorno così settimanale. Allora, leggo l'ultima cosa, Maria Antonietta, io l'ho fatto insieme a te, l'ho dedicato a mia madre. Sì, 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 usatelo, armonizzate i vostri rapporti, non soltanto quelli di coppia, ma comunque in seguito faremo poi delle cose specifiche. Io vi invito comunque, se vi fa piacere, lasciate dei commenti alla fine, quando comunque il video resterà online, si potrà commentare, non saranno più commenti in diretta che si vedranno invece soltanto riavviando il video, ma saranno commenti utili, dove io comunque andrò a leggere. Se avrete il piacere di scrivere su quali argomenti vi piacerebbe si facessero delle interattive di radiestesia, io raccoglierò i vostri suggerimenti. Effettivamente sono tanti, tanti, tantissimi gli argomenti su cui varrebbe la pena di intervenire e conto nel tempo di farli. Vi ringrazio ancora tantissimo per essere stati con me, vi saluto e vi rimando insomma ai nostri canali, state con noi e mi raccomando sosteniamo Marietto Veneziano col suo canale, tanto si chiama proprio Marietto Veneziano qua su YouTube e sì, che è l'anima del gruppo, come dire, l'anima della festa. E vi ringrazio tantissimo. Concetta, video sull'ermetismo ne ho fatti che guarda, vai, cercali che sul canale è pieno. Sono un ermetista, dunque ho parlato prevalentemente di quello, di circuiti, di radiestesia, pochissimo di sibille, anzi un poco soltanto ultimamente ho preso a farle, anche se io uso le sibille da 30 anni, avevo 12 anni, sì. Perciò vai, cerca che trovi tutto quello che vuoi sull'ermetismo e ne pubblicherò ancora. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buonissima serata. Grazie a tutti. A presto, ci ritroviamo presto. Grazie.